Viale 4 Novembre, angolo con Vicolo Bivio Motta. Siamo a 2 passi dalle mura cittadine di Treviso ed accanto alla casa di riposo Zalivani. La spalletta del ponticello è crollata da 10 mesi e la recinzione provvisoria tale è rimasta. A chiamare la nostra redazione un residente che si è fatto portavoce delle lamentele dei cittadini. Volevo segnalare, oltre alle erbacce alte e alla mancanza di protezione, che la spalletta di questo ponticello, che è caduta a novembre dell'anno scorso, da allora sono rimaste 2 transenne, un bel filo bianco e rosso, un bel nastro bianco e rosso, e non si è provveduto a fare nulla. Il passaggio di pedoni e ciclisti sul ponticello è costante, molti sono anziani e c'è preoccupazione. Volevo anche far notare che praticamente il canale che corre sotto è a circa 2 metri di altezza dalla sede stradale, e se uno dovesse cadere dentro, ancorché ci siano 20 centimetri d'acqua, si può benissimo morire annegati, perché è inevitabile che se uno batte il capo ci rimane stecchito. Una zona abbandonata, lamentano i residenti. Qui c'era un paracarro che proteggeva la fontana, uguale all'altro, di pietra di Istria antico, è caduto. Pensavamo che fosse ripristinato nella propria sede naturale, invece il paracarro è sparito, se lo sono portati e il buco è rimasto, insomma.